Un tema che è stato evidenziato in un consiglio regionale è la necessità di interventi da parte della Regione Veneto per salvare i cinema, la cui situazione è a dir poco drammatica. Dopo la pandemia e il conseguente cambio delle abitudini degli spettatori che ormai si sono abituati ad utilizzare le piattaforme web, l'ultima goccia è stato l'aumento delle bollette delle utenze anche per i cinema in multisala, dagli importi insostenibili. Il problema è stato portato alla luce dalla consigliera regionale Ostanelle dopo l'annuncio della chiusura di un multisala padovano aperto da 40 anni. La consigliera afferma che da mesi sta chiedendo un intervento massiccio da parte della Regione, chiedendosi tra l'altro se l'assessore Corazzali sia cosciente della situazione. La consigliera afferma che da mesi sta chiedendo un intervento massiccio da parte della Regione, chiedendosi tra l'altro se l'assessore Corazzari sia cosciente della situazione che nei prossimi mesi potrebbe vedere chiudersi molte sale. A Chioggia ci si lamenta che non c'è un cinema, dimenticandosi spesso che il cinema Don Bosco, nonostante la pandemia, nonostante la crisi del cinema, nonostante l'aumento della luce e delle altre utenze, nonostante tutto, continua a programmare spettacoli.